Sabato 16 novembre 2019, cena sociale del Vespa Club Delta del Po. 15 anni di successi, di un sodalizio che porta centinaia di persone a conoscere il nostro Delta, unite da una passione unica, la Vespa. Come sempre, dalla voce dei protagonisti, il perché del successo di questa associazione. Sentiamo il presidente Daniele Lazzarin. Il nostro punto di forza è l'unione fra tutti i soci e più il direttivo che rema tutta da una stessa parte. Poi da un gruppo di amici, quasi per scherzo, è partita questa idea che si va col tempo a consolidarsi. Sai che fra poco comincerà, o forse già cominciata, una fiction in TV sulla Vespa, e io che sono tagliolese ci tengo. Noi siamo stati antesignani, siamo arrivati prima della Rai. Sì, noi prima. Bravo. Sindaco Francesco Siviero, l'importanza delle associazioni a Taglio di Po, che è decisamente un paese famoso proprio per le associazioni. Sicuramente a Taglio di Po le associazioni sono una delle parti fondamentali del nostro territorio, perché comunque aiutano anche a dare tante risposte su determinate questioni che magari si pongono, e soprattutto perché comunque tengono vivo il nostro paese in moltissimi frangenti e aspetti. Insomma, stasera siamo qua con il Vespa Club Taglio di Po, una realtà sempre viva e vivace che quest'anno ha anche aumentato le attività sul nostro territorio, e che ogni anno realizzano il raduno appunto nazionale, a livello nazionale, che dà tanto lustro al nostro territorio e a tutto il Delta. Romeo Moro, preso al volo qua a Porto Tolle. Allora, per chi non lo conoscesse, a parte che lui è anche un uomo dei social, su YouTube c'è un sacco di video che funzionano alla grandissima, è uno, secondo me, dei più grandi barzelletieri d'Italia. Come stai? Oh, troppo lustro. Allora, sto meravigliosamente bene, per fortuna. Diciamo che ho qualche video che ha superato il 1.000.000 di visualizzazioni, solo che si limita ad essere in Veneto, e quindi dopo non so se va fuori. Qualcuno me l'ha mandato dalla Sicilia, ma ho i parenti da lì, quindi gioco in casa. Però dai, non mi posso lamentare. Serate così che portano l'allegria, fanno sempre bene, no? Ecco, sai cosa? Ciclicamente c'è una regione che funziona dal punto di vista comico. I romani un tempo, i toscani. Sì. Il Veneto è un po' trascurato da questo. Secondo me tu sei uno di quelli che farà da apripista, perché i veneti diventeranno negli anni, in questo decennio, i numeri uno. Diciamo, Leandro, che la mansione che io ho, che è il barzellettiere, c'è in tutte le regioni d'Italia. Comunque la parte del folklore viene fatta in tutte le regioni d'Italia. Da noi in Veneto è un po' penalizzata. Abbiamo come figura di spicco i gondolieri come figura folcloristica, però del resto... Che fra l'altro lui fa parte di un gruppo folcloristico. Esatto, che si chiamano i Mori della Laguna. Canzoni tradizionali, quelle veneziane, che sarebbero quelle cantate in gondola. E la mansione che io ho è una mansione che magari in altre regioni c'è, ma non viene promossa. Qui da noi in Veneto lo faccio veramente con il cuore, perché portare avanti la lingua veneta è una cosa che a me piace un sacco e ci tengo parecchio. Questo è il sunto di quello che faccio io nelle serate.